Ciao ragazzi, buongiorno, io sono Lord Perso e siamo qui su Dubai 2.0. Allora, rispetto all'ultimo gameplay, sono andato leggermente avanti, nel senso mi sono messo a decorare, a cambiare un po' di cose, dopodiché ci ho preso la mano e vabbè, ho cambiato un po' di roba. Adesso vi faccio vedere molto brevemente. Allora, vabbè, ho fatto queste linee di terreno per darmi un'idea, un senso al progetto che voglio tracciare. Qui probabilmente metterò un parco, anzi senza probabilmente metterò un parco per la Falcon Bay Residence. Ok, la zona balneare qui non è ancora partita, ma la lasciamo così per ora. Qui non ho fatto grandi cambiamenti, qui neanche, a parte le strade, come vedete ho fatto questo arco, ho creato la nuova zona che adesso andremo a espandere della Dubai, perché abbiamo bisogno di personale. Invece qui ho cambiato molto, ho cambiato la viabilità, guardate che bella adesso. Ho creato due entrate, una nord e una sud, solo per i bus. Praticamente i bus passano all'interno, fanno il giro, qui ho messo un cimitero che ce n'era bisogno e fuoriescono, si incrociano su questa strada e questo qua è il bus che invece viene da sopra, quindi è proprio perfetto. Ho alleggerito il carico stradale qua di bus e anche di qua. Quindi per ora direi che va bene. Qua non ho fatto nessuna variazione, qui invece ho fatto un'altra variazione. Quindi ho preso i magazzini che erano in questa zona e li ho spostati più verso la zona commerciale, dopodiché vedremo un attimo di che cosa farne perché non penso che neanche questa sia loro luogo definitivo, ecco. E ho migliorato comunque la viabilità in generale. Qua ho spostato la scuola da qui, l'ho spostata qua e ho creato tutto un giardino attorno molto, molto carino con un parco per i bambini e un parco un po' più grande. Qui abbiamo sempre la scuola invece delle superiori e il cimitero l'ho spostato in questa zona qua che è un po' più periferica e anche un po' più a contatto con il rumore di fondo, quindi se lo assorbe fondamentalmente il cimitero. Dopodiché vedremo un attimo come migliorare per quella zona lì, perché per ora non mi sta facendo impazzire. Dopo che cosa abbiamo fatto? Nulla, abbiamo fatto nulla. Qua ho messo due parcheggi, ma niente di che. Va bene. Allora, dopo questo check veloce, partiamo. Oggi si va di costruzione di parchi, signori. Quindi partiamo subito con il parco e lo facciamo qua dentro. Quindi qua ci deve essere un parco fondamentale. Si chiamerà il parco Falcon Bay, quindi. Anzi, giardini del Falco. Giardini del Falco, ok. E andiamo a crearlo. Prima di tutto però andiamo a fare un upgrade della strada. Io quasi quasi la strada la farei di senso inverso, perché qui abbiamo tutte le strade che scendono verso la rotonda. Allora a questo punto io invece la strada la farei in salita. Qua potremmo farla a doppio senso, però qui la voglio fare in salita. Allora vediamo un attimo come viene facendola in salita e poi vediamo un attimo. Allora, quindi qui le auto o comunque i bus scenderebbero, potrebbero andare a destra o a sinistra. Qui per risalire, qui invece per scendere. Secondo me è l'opzione migliore. Quindi gli diamo la possibilità sia di andare avanti che indietro e facciamo così. Secondo me è la cosa migliore per la viabilità. Dopodiché adesso andiamo a costruire, andiamo a mettere un po' il parco, finalmente il primo parco della giornata. Ok ragazzi, scusate, mi sono accorto che avevo messo solo il microfono, non avevo messo il rumore di fondo. Accendiamo la musica. Oh yeah, questa è molto bella. Allora, dobbiamo fare il parco. Facciamolo. Quindi, per il parco, eccolo qua. Questa è l'entrata principale del parco. Non so dove la piazziamo. Mi verrebbe dire spazio già occupato. Ah, mi sa che c'è un po' di pendenza, mi sa. Potrei fare una strada che va all'interno, vediamo. Allora.
Proviamo così. Ecco, così sì. Allora, facciamo la nostra roba di prima. Ok, perfetto. Quindi il nostro bus non andrà qua, ma andrà esattamente qui. Perfetto. Andiamo ad alleggerire leggermente il carico. Allora, qui una fermata però al centro gliela dobbiamo fare, per forza. Allora, dicevamo, quindi abbiamo creato i parchi, dovevamo mettere una fermata del bus. Io l'ho messa, stavo pensando se mettere poi dei parcheggi qua, in questa zona qui. Però no, non mi piace, lasciamo così per ora, dai. Quindi il bus arriva, tac, va qua dritto, si ferma qui, si ferma qui. Sì, si ferma qui e fa il giro così. Molto carino, dai, mi piace molto. Devo essere onesto. Allora, poi andiamo avanti col giardino, quindi con il parco, a dire la verità. Allora, sicuramente dobbiamo mettere le varie entrate e le varie uscite, quindi andiamo a prendere i pezzettini del parco, ecco qua. Ok, quindi andiamo a fare una, sicuramente la metteremo qua. Di sicuro. L'altra, di sicuro, la metteremo qui. Più verso di qua, ok. E adesso li uniamo. Allora, vediamo. Qui metterei una piazza, quindi facciamo questo, facciamo così. Facciamo così. Così. Veniamo due ali dritti. Uniamo di qua. Che brutta. Esatto. L'idea è quella di fare una cosa del genere. Ah, non riesco. Vediamo se riesco a metterla un po' più dritta. Sì. Voilà. Ok, perfetto. Quindi faremo un giro in questo modo. E qui ci piazzeremo delle altre robe. Ok, perfetto. Poi da qui, sempre da quella centrale, parte tutto un ramo che se ne va per i fatti suoi e si apre così. Così, ok. Vediamo se riesco a farlo meno. Aspettate. Un po' più. Ecco così. Molto bellino. Questo qua fa cagare. Lo rifacciamo. Brutto. Troppo. Ci vuole una via di mezzo. Facciamo così. Non ancora. Non ancora. Allora così non riesco a farlo. Quindi proviamo a farlo così. Ecco qua. Dai, molto bello. Adesso lo riempiamo, non temete. Mettiamo i cancelli però, perché la gente non deve entrare. È un parco, quindi park fence. La gente deve stare fuori. Ragazzi, abbiamo creato il parco, l'abbiamo recintato. Questa la cancelliamo e la sistemiamo in una maniera diversa, perché non mi piace che ci sia il simbolo di entrare. Ok, questo è il nostro parco. E ora lo dobbiamo... Sì, perfetto. Ora lo dobbiamo abbellire. Ok, allora, vediamo un po' cosa ci offre. Allora, c'è una piazza molto bella, che questa qui se non sbaglio è quella con la scacchiera, no, quella normale. Allora, la piazza, io, come dice la parola stessa, la andrei a piazzare proprio al centro. Guardate che bellina. Una zona sopraelevata, quindi molto carina. Mi piace, mi piace. Poi andiamo a inserirci... Allora, il park caffè ci sta.
Vediamo se riesco a metterlo qua. Allora, qui riesco, però io non voglio metterlo qua. Vediamo se riesco. No. No. Ok. Ok, va bene. Questo è un po' lunghetto. Allora, io lo metterei qua, di fronte alla piazza. Poi, qui cosa abbiamo? Il ristorante, carino, lo mettiamo qua. Una zona un po' isolata, perfetto. Per sbloccare queste ci vuole un po' di tempo, ci vuole che la gente entri. Qui mettiamo la nostra segnaletica. Ok. Lampioni extra, ma in realtà ci sono, quindi non credo servano. Qualche tavolino qua ci potrebbe stare, sì. Esterno. Ecco. Cestini. Cestini fondamentali, ne metteremo anche uno qui. Aspettate che lo raddrizziamo un attimo, perché così non mi piace. Allora, com'è che si raddrizzava? Adesso oddio, non so più come raddrizzarli. Aspettate, come girarli. Forse così? No? Oh raga, sono veramente euforico, no, non mi ricordo. Va bene, lasciamolo così. Potremmo mettere un po' di piastrellato qua in questa zona. Ma cosa dite? Ah, ecco così, per tenendo premuto. Ok. Boh. Ah sì, dai, piastrelliamo, dai. Allora, aspettate. Ecco qua. No, non me lo fa mettere questo che c'è. No, dai. Vabbè, allora facciamo così. Mettiamola in più. Così. Ok, ci mettiamo il lampione per illuminazione, perché sennò non si vede una mazza. E lo mettiamo qua. E l'altro lo mettiamo qua. Ok. Dai, carina. Poi dopo offline farò delle aggiuste. Allora, qua ci potremmo mettere, vediamo, una decorazione di fiori. Ecco qua, molto carina. Ok, qui l'abbiamo fatta. Qui le decorazioni di fiori assolutamente. Ne mettiamo, allora, una qua. Una qua. Facciamo simmetriche. Ok. E una bella rossa al centro. Ah, è carina. Ok, va bene. Adesso aspettiamo che la gente entri. Poi c'è anche il bus che gli parcheggia, cioè che gli va in fronte, quindi voglio dire, c'è la fermata, oddio, un po' brutta la fermata proprio qui. Vediamo se me la fa spostare leggermente, ma mi sa di no. Ah, me la fa mettere qua. Me la fa mettere qua. Vabbè, per ora lasciamola qui, poi vediamo quante persone ci sono. Che davanti proprio... è proprio davanti, ragazzi. Madonna, che schifo. No, guardate, preferisco metterla qui allora. Poi da qua vanno qui. Perché davanti è proprio brutto. Perfetto, questa zona qui, ragazzi, sta diventando veramente di un carino pazzesco. Allora, l'unica cosa che voglio farvi vedere qui è qua. Questa zona qui ci mettiamo delle belle piante. Vediamo. Ah no, ok, delle belle piante rosa. Oh, no, così. Dai, guardate che carino. È uno yin e uno yang. Così. E così. È carino. Anche se avrei potuto farlo con le piante viola, forse. Sarebbe uscito un po' più bello, però va bene, dai, per ora le lasciamo così. Molto bello. Qui ci sono anche i parcheggi. A questo punto i parcheggi io qua li avevo fatti per la scuola, ma
li potrei andare a potenziare. Tipo questi. Quanto sono grandi. Questi sono molto grandi. No, preferisco far così allora. Vediamo così. Mettiamo il grid. Ok, perfetto. È carino così. L'unica cosa è che questo stavo pensando a questo punto il parcheggio li lascio qua. Questo lo togliamo, li mettiamo dall'altra parte. Vediamo dove possiamo mettere questo parcheggio qua. Sicuramente qui. Sicuramente. Sì, va bene. Lo mettiamo qui. Questa non ha più ragione d'essere, perché le persone arrivano qua col bus, comunque arrivano a piedi. Non ha bisogno, ma dalla zona parcheggio sì. Dalla zona parcheggio sì, decisamente. Questa la possiamo anche eliminare, quindi che fence è? E potremmo tagliarla così, sì. E la facciamo un po' più bellina. Allora, aspettate. Dovrebbe essere questa qua. Quella dei parchi. Allora, la facciamo così. 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 Dai, ci sta, carina. Quindi uno parcheggia, poi prende la macchina, prende i piedini e se ne va nella piazzetta. Ci sta mega. Qua, se riusciamo, facciamo una roba come nel parco. Allora, adesso faccio vedere. Così. Con questa qua. Allora, aspettate, però non so se riesco perché non è zona del parco, ma io la faccio diventare. Quindi tutta zona parco questa. Sì, dai, andiamo giù fino in fondo. E anche la scuola. Ok. Tanto comunque il cancello sarà qua, però fare questa cosa ci consente poi di poter mettere dentro le strutture del parco anche qua. Altrimenti non sarebbe possibile. E guardate, abbiamo... No, prima mettiamo, scusate, prima mettiamo gli edifici. Allora, sicuramente il caffè, che però è troppo, immaginavo. Allora, niente, dobbiamo rimodificarlo. Facciamo così. Vediamo. Un po' più vicino alla cancellata qua. Perfetto. Un po' più lungo qua. Ok, perfetto. Adesso cavoli ci dovrebbe stare. Ok, perfetto. Facciamo un bel bar. Una zona bar per gli studenti. Bella, carina. E qua mettiamo i nostri tavolini per gli studenti. Allora, qua. Allora, i tavolini per gli studenti sono di qua. Ok. Qua. Facciamo un po' su modello dell'altra. Ecco, ovviamente ce ne sono molti di più perché studenti. Quindi qua mettiamo un cestino extra e qui un cestino extra. Ok, allora un lampione lo mettiamo
per illuminare l'area, e anche uno qui. Dai, dai, bellina. Molto bellina. Poi qui, allora, andiamo a decorarla un pochettino, vediamo. Se io metto troppo. Ecco, secondo me questo è l'ideale. Da molto l'idea, è bello, carino, veramente bello. Un alberello, questo, ok. È bella come zona, carina. Allora niente, qui adesso salirà di livello, vedete c'è tutta il livello che è il primo, che sarà in base al numero di visitatori, quindi pian piano poi salirà, ci permetterà di sbloccare più cose. Possiamo anche fare ovviamente delle politiche molto interessanti. Ok, questo ci consentirà di guadagnare un po' di moneta battente. Ok, buono. Parco, zona parco fatta, almeno il primo. Come si chiama questo? Come si chiama il parco? Dove lo vedo? Ah, perché si è spostato qua sotto. Ok, giardini della Baia del Falco. Perfetto. Ci sta di bestia. Dopodiché scenderanno ancora di qui. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Ci sta, ci sta, ci sta. Poi vedremo se mettermi un'altra entrata da questo lato, vediamo. Allora, andiamo a fare più personale. Quindi, così. Questa zona qua la facciamo tutta. Tutta, tutta, tutta. Assolutamente. Questa aspettiamo. Questa la facciamo tutta. Ok. E andiamo a mettere la strada. Questa per quella esterna. Poi questa per la rotonda. Così. Qui. Così di sicuro, perché poi qui ci sarà la zona, un'altra zona delle fattorie, quindi devo lasciare lo spazio. E qua, questa. E voilà. Io l'acqua gliel'avevo già messa, vedete? Quindi siamo a posto. Un attimo qua, magari il lavoro. Ok. Perfetto. Adesso aspettiamo che crescano. Acceleriamo un po'. Bello questo incrocio a fiocco. Casino. Sarà un casino qualcosa, ve lo dico io già. Vabbè. Allora. Un altro incendio qua, mamma mia. Ah, qui volevo fare un parco, a dire la verità. Però non so. Non so se è il caso di farlo. Allora, volevo fare una zona del tram, sicuro. La zona del tram va fatta. Però non so come farla. Non ho idea di come farla, ragazzi. Ma sicuramente la vorrei fare qui. Si potrebbe fare qua perché è a cerchio. E il tram a cerchio ci sta di bestia. Però, non so. Poi qui, boh, che passa di qua nella zona. Non mi fa impazzire. Potrei fare così, farlo collegarlo a questa, farlo andare di qua. Però sarebbe meglio farlo uscire anche qua. Fargli fare tutto il giro così. Magari non esterno, però comunque fargli fare il giro. Allora, secondo me questa qui è una bella cavolata che abbiamo fatto. Bisognerebbe tagliarla così, guardate, così. Dai che lo facciamo. Tiriamo giù tutto, Tiriamo giù tutto. Facciamo? Ma sì, ma facciamola, chi se ne frega, via. Via, via, via. Tiriamo giù tutto. Adesso non capiremo più un cazzo. Allora. Però la facciamo così. Allora, aspettate,
mi piace rimestare le carte, quindi se siete abituati a un gameplay un po' più tranquillo non è il canale per voi. Allora aspettate, eccolo qua. Allora andiamo avanti così. Vi spiego perché qua si forma sempre un maxi bordello e io non voglio che si formi. Quindi se voglio fare il tram devo farlo passare così, tac, che passa su di qua. Quindi questa diventerà la nuova strada principale. Poi magari toglierò anche i bus, per ora ce li metto. No, scusate, ho sbagliato. Così. Per ora ce li metto però. Allora, questa qui sarà sempre un'altra zona, ma residenziale. Guardate che bella così, molto più sinuosa, molto più bella. Sì, sì, decisamente. Allora, solo che mo qua adesso devo togliere tutto. Quindi qui passa, va bene. Quindi qui per forza ci deve passare la strada. E la facciamo così. No. Così. Sì, dai, facciamolo qua dove c'è il nodo. Ok. Quindi qui va perché vanno dritti di qua, questa direzione qui. Questo parchetto verrà mantenuto sicuramente. Allora qua la devo sicuramente chiudere. Quindi facciamo così. Guardate che casino qua, mamma mia. Allora la chiudiamo. La facciamo. Allora se la facessi così sarebbe un casino. Per forza. Con la piazza. No. Vediamo se mette la piazza. Ci potrebbe stare anche qualche negozio. 4, 4, 4. Più a ridosso del ponte. No, facciamo 4, 4, 3. Così. La polizia la mettiamo sempre rivolta verso l'interno, quindi verso di qua. Ok. Qui ovviamente non ci potranno essere abitazioni. Cioè questa puntata era... Questa puntata qua era... Che poi ho anche sbagliato che questa adesso la vado a togliere, vabbè. Era... Facciamo la puntata con la... come si dice? Facciamo una puntata coi parchi. E se la faccio... sto facendo, distruggo tutto, dovrei chiamarla questa puntata qua. Piglia pure fuoco qui, vabbè. Va bene, allora. Quindi se la strada principale diventa questa qui, per far passare il tram, devo trovare un modo qui intelligente per fare delle abitazioni. Potrei... allora, potrei fare una strada qua e fare qui un incrocio 4, però non sono impazzito l'incrocio 4. E poi qui... Allora, devo studiare un attimo meglio. Allora, qui ci devo fare le case e non devono partire da qui, quindi ragioniamo un attimo. Così. Così. Quindi così.
Ok. Secondo me dà proprio l'idea di essere più cittadino così. Allora facciamo così. Ok. Vediamo come cresce questa zona qua. Molto la preferisco, mi piace. Però qua magari boh, ci faccio un parco o qualcosa, non so. Poi qui sicuramente questo qua. E questo qua. Brutto. Non è proprio bellissimo. Ma ci vorrebbe un move it. Ecco. Guardate qua che cazzo ho combinato, un casino. Allora, aspettate. Quindi questa fa il giro così. Qua che casino. Che casino. Si capisce una mazza. Allora, qua l'unica cosa che capisco io è fare così. E vabbè. Altra distruzione. Ma sì, buttiamo giù tutto. Vediamo se col grid... Oh. Sì. No, ho sbagliato. Così. E voilà. Ah, ma poi qua sarà pieno di semafori adesso. Ah, qua ci vuole per forza. Qui va benissimo. Questo lo lasciamo così. Ok, va bene, qua è giusto. Allora, qui c'è la piazza. E c'è la piazza. Potrei fare così. Allora, aspettate. Guardate. Molto bene. Così. Madò, guardate l'acqua, tutte le tubature da sistemare. Ok, tubature messe. Andiamo a modificare questa zona qui. Get in touch with Meaty Bits and tell them Tony sent you. Meaty Bits. If it ever was alive, they can get it to you dead. Bring the whole family to At the Old Grain Mill, old-fashioned family restaurant. At the Old Grain Mill always has the best service and the best home-style meals in town. We'll make sure you always leave At the Old Grain Mill with a smile and a full belly. Now, be sure that you come down to At the Old Grain Mill, old-fashioned family restaurant, and not the abandoned grain facility at the edge of town.
It's not safe for visitors and poses serious risks to anyone who dares enter that old mill, which was forced to close down years ago. We ordered our sign and uniforms before we learned of the existence of that dangerous old flower. Scusate, sono concentrato. Not responsible Allora, for what happened there on that awful night. We just want to focus on making great meals every night at the old grain mill, old-fashioned family restaurant at the old grain mill from our tutta questa family zona to qua yours. fa parte della Proto Dubai. We've got the best from the 60s playing for you, all day and all night. Questa la togliamo per ora. Questa è della Proto Dubai. Ok, bene. Allora vi do un'anticipazione di quello che ci sarà nel prossimo turno, il prossimo giro, che è questo. Che è questo qua. Facendo un casino, ragazzi, sto facendo un casino. Però mi piace, mi piace, mi piace. Vabbè, poi ci pensiamo. Allora, quindi così. Ok, bene. Quindi il tram andrà in questa direzione, perciò se andrà in questa direzione qua, possiamo fare anche già così. E voilà. È qua che mi convince poco la storia. Adesso lasciamo così per ora. Questo bus qui cosa sta facendo? Sta impazzendo. Allora, madonna, guardate ragazzi. Oddio, porallo. Porello. Dai ragazzi, vuoi passare da qua? Ah, ecco, dai. Via, mettiamo qua. Vediamo qua il rumore di fondo. La peppa. Madonna, qui è tantissimo. È tantissimo, guardate. Tanto tanto. Vabbè. Vediamo un po' poi cosa fare, dai. Va bene signori, allora con questa modifica della Proto Dubai, che però mi piace molto, sta diventando molto sinuosa e secondo me è diventa sempre più realistica. Poi nel prossimo giro metteremo dentro il tram e vediamo un po' che casino andiamo a creare. Va bene signori, io vi saluto, vi auguro una buona serata, mi raccomando spingeteli questi gameplay, mi raccomando. Ciao ragazzi, statemi bene. Viva Giorgia!